Gli artisti del Teatro Agrigentino oggi si esibiscono qui al Circo Empedocleo in occasione della giornata della memoria per non dimenticare. Abbiamo voluto fare questa iniziativa come avevamo fatto anche per la lotta contro la violenza sulle donne, proprio per non dimenticare. È una serata in cui abbiamo voluto fare sentire la voce di tutti gli artisti agrigentini che ci hanno dato subito con molta sensibilità la disponibilità a essere con noi, a fare sentire la voce di chi è stato all'interno dei campi di concentramento e quindi fare qualche cosa che possa ricordare quello che è stato per non ripetere gli errori del passato. Abbiamo voluto con Pippo Alvaro fare qualche cosa di molto particolare e abbiamo voluto, proprio per i tempi che stiamo vivendo, avere presenti anche dei ragazzi di colore alla loro prima esperienza che saranno qui a parlare anche di quella che è la discriminazione, per come ancora oggi il male e le discriminazioni facciano morire. Pippo Alvaro, come si articolerà l'iniziativa e come mai questa iniziativa? Allora, il come mai, intanto buonasera, il come mai è semplice. Tutto il mondo oggi ricorda una tragica pagina di storia, per cui anche noi abbiamo voluto, così come diceva Angelo poco fa, ricordare questa pagina, facendo delle letture, facendo riflettere chi sarà presente su quello che è stato, ovviamente per evitare che si possa ripetere da qui all'infinito. Buraima, quale sarà il tuo ruolo all'interno di questa iniziativa? Veramente sono contento oggi di esserci con loro per questa manifestazione e devo leggere due frasi che mi hanno fidato di leggerla. Oggi è il giorno della memoria, ma a che serve la memoria? Perché la memoria del male non riesce a cambiare l'umanità. E questo è quello che devo dire davanti ai pubblici. Sì, vorrei dire un poco, ma il discorso è perché noi non dobbiamo dimenticare il passato, perché dimenticando il passato non possiamo mai arrivare nel futuro, quindi tutti insieme lo dobbiamo mettere insieme a vedere il futuro. Non c'è nessuna differenza tra di noi, bianco e nero è soltanto un colore. L'AICS è sempre presente anche in momenti come oggi dove si ricorda la Shoah, la giornata della memoria, con una iniziativa che vede riuniti tutti gli artisti agrigentini in una manifestazione teatrale. Sicuramente l'AICS è protagonista in queste occasioni, specialmente quando le tematiche sono importanti per la storia dell'umanità e proprio importanti affinché le nuove generazioni non commettano gli errori di chi ci ha preceduto. E a volte quello che banalmente si dice nelle chiacchiere da bar, dice sempre le stesse cose si dicono in queste giornate, vanno dette perché i pochi testimoni oculari vanno scomparendo perché, per motivi connessi all'età, e nessuno poi starà lì a tramandare gli orrori di quel periodo storico. L'AICS vuole essere testimone di quella che è questo passare giovani, quelli che sono stati gli orrori di un'epoca che grazie a Dio non abbiamo vissuto, che noi ci auguriamo che con la cultura e con tante altre armi non possa mai più ritornare.